Obiettivo raggiunto e senza particolari affanni. Il Mantova di Ivan Juric porta a casa un punto preziosissimo dal campo del Feralpi Salò, giocando la sua solita partita generosa con qualche errore in avanti, ma con una forza tale di gruppo da impedire ad un signor avversario come il Feralpi Salò di rendersi pericoloso. Un altro tassello quindi nella costruzione del mosaico della salvezza. 4 punti nelle prime 2 delle 3 trasferte consecutive e con la possibilità di chiudere il discorso salvezza nel prossimo turno contro il Pordenone in trasferta. Il Mantova sul campo sta quindi facendo il suo dovere, lo sta facendo benissimo. In attesa si sistemi la situazione in società sempre più sballottata tra contestazioni, possibili cessioni ed altri problemi gestionali. La cronaca: per la prima volta nella sua storia il Mantova incontra in campionato una formazione del Lago di Garda. A Salò ci sono circa 700 spettatori, quasi tutti mantovani, con i biancorossi in campo con Tavanti, Giazzi, Pondaco e Marchiori titolari. La prima emozione giunge dai biancorossi con Paro che batte verso Siniscalchi, che manca la conclusione verso la porta. Ci prova un minuto dopo Galuppini, ma Pondaco respinge. Al 23esimo Zima evita un rocambolesco gol e al 29esimo Boniperti in contropiede conclude che di sbaglia, la conclusione in porta di pochissimo. Al 39esimo Palma sfiora il palo da lontano. Il tempo si chiude con Boniperti che spara sopra la traversa. Nella ripresa Raggio Garibaldi non finalizza una bella azione partita da Gonzi. Al 22esimo Siniscalchi conclude sopra la traversa e successivamente si abbatte la sfortuna sul Mantova con Tavanti e Siniscalchi out per infortunio. Il tempo si conclude con qualche schermaglia in avanti del Mantova e col Feralpi Salò mai pericoloso. Molto soddisfatto perché abbiamo fatto una prestazione ottima contro una buona squadra, specialmente il secondo tempo. Penso che abbiamo premuto, insistito, abbiamo avuto anche palle per vincere. Mi è piaciuta molto la squadra, lo spirito, non si è messa indietro, ma andava sempre in avanti, pressare in avanti, e a questo punto mi soddisfa molto.